Match, immagino te l'abbiano già chiesto un sacco di volte, ma come nasce l'idea di Matchverse? Allora, nasce dalla volontà di raccontare il mio rapporto con la tecnologia e col mondo digitale in generale e sfruttare questa cosa per fare comicità. Perché, essendo un grande fan di Black Mirror, mi sono accorto che il mondo della tecnologia, il mondo in cui viviamo tra l'altro da anni, da più di 20 anni, anche 30, è molto fertile di idiosincrasie e di cose che poi possono portare alla, alla narrazione di un contenuto comico o drammatico. Nel caso di Black Mirror drammatico, nel mio caso comico. Quindi mi sono detto, ma appunto, puntare su questo è un modo per può essere un modo per far ridere, eh, diversamente da quello che ho fatto magari in altri video precedenti, in cui facevo le parodie, ad esempio, dei linguaggi. In questo caso parlo del mondo, insomma, del mondo digitale, facendo ridere. In tanti ci siamo accorti che il nostro rapporto con la tecnologia è cambiato e in alcuni casi anche peggiorato, soprattutto con i lockdown che abbiamo passato. È capitato anche a te? Io mi ricordo che prima del lockdown avevo questa sensazione che la tecnologia ci stesse rovinando. Poi dopo, durante il lockdown ho detto, beh, ma adesso la tecnologia invece ci sta aiutando perché ci permette di superare questa pandemia, cioè oltrepassare i confini della pandemia. Se non ci fosse sarebbe stato brutto, no? Però penso che invece in alcuni casi è giusto soffrire, è giusto avere dei problemi, è giusto trascorrere dei momenti brutti nella vita e invece spesso la tecnologia ci impedisce di provare queste sensazioni perché l'estrema comodità che ci offre, l'estrema soprattutto distrazioni, le quantità di distrazioni che ci offre spesso ci portano a non interrogarci veramente su chi siamo e su cosa proviamo, soprattutto in quel momento. E questo è lo spunto, diciamo, che mi ha portato poi a voler fare Matchverse. Quindi immaginati un lockdown da solo in casa senza nulla. Magari saresti diventato un'altra persona, cioè magari ti avrebbe cambiato, ti saresti interrogato su tante cose, su te stesso, avresti capito cosa fare. In fondo penso che la tecnologia sia utile quando tu ti sei interrogato su chi sei e cosa vuoi e poi te lo vai a prendere attraverso anche la tecnologia, ma non quando vivi nel mondo della tecnologia e lì dentro trovi cose da fare. Non lo so, io la vedo ancora più, la vedo ancora più come mezzo che come mondo, perché sono appunto, non sono nativo digitale, quindi sono nato in quel mondo. Il rapporto con la tecnologia ha sempre affascinato un po' anche il cinema nella fantascienza. Credi che la comicità e la satira in qualche modo siano un mezzo per esorcizzarla anche in qualche modo? Beh, sicuramente per esorcizzarla, o prenderla in giro, ma in fondo non per scapparne, perché è un po' come il consumismo, cioè per quanto ne parliamo male, alla fine siamo sempre tutti dei consumatori dalla nascita, prima di essere persone. Quindi io con questa serie sì, ne posso parlare, posso dire, posso far riflettere su cosa... però ho sempre questa sensazione un po' pessimistica sul mondo, che alla fine comunque quello che ricerchiamo è sempre la comodità e la ricerca della comodità non ti porterà, cioè ti porterà sempre a voler far fare cose a delle macchine che che non sei tu e tu farai sempre meno cose, diventerai alla fine zero. Posso chiedere se hai già altri progetti a cui stai lavorando? Ho diversi progetti in uscita, adesso uno è un film su Netflix, primo film come attore, che ho fatto come attore, è uscire il 26 ottobre, poi una trasmissione comica di improvvisazione su Amazon Prime il 2 novembre, si chiama La prova prova Sasà, mentre il film si chiama Rapidiamo il Duce, e poi ho
iniziando a scrivere il mio terzo, no, ho finito di scrivere il mio terzo film, sono lì lì per iniziare a girare, però non so ancora quando.